Benvenuti in Bassano Notizie. Dunque il Comune alle prese con la stesura del nuovo piano per l'illuminazione. Spunta il risparmio energetico, ma emerge una mala sorpresa. Il 70% dei lampioni attualmente accesi in città è fuori norma. Borsato. Quasi 9.000 punti luce, di cui il 70% andrebbe sistemato o rimpiazzato, perché non ha norma, perché gli apparecchi illuminano troppo oppure troppo poco. Il censimento dell'illuminazione pubblica in città consegna all'amministrazione molto lavoro da fare, a partire dal centro storico. È illuminato solo per vedere. Voglio dire, per vedere il suolo, non per vedere il centro storico. L'Italia è uno dei pochi paesi dove non esiste la figura dei lighting designer, o esiste pochissimo. Ecco, dobbiamo imparare a far progettare la luce da chi sa progettare. Green Nord-Est Week, la settimana europea dell'energia sostenibile, ha fatto tappa in città con un convegno sulle scelte di pianificazione nella illuminazione pubblica. Bassano, parte del progetto europeo Plus, ha illustrato fra l'altro il piano redatto da uno studio di Trento per risparmiare sui consumi, migliorando la situazione esistente. Molto illuminata in determinate frangenti e invece tanto poco magari nelle zone periferiche dove chiaramente da una parte manca la sicurezza, dall'altra invece c'è un discorso di consumo energetico che chiaramente è superiore a quello che serve, quindi noi come filosofia vogliamo illuminare quando, come, dove e quanto serve.